Buongiorno ragazzi, benvenuti nel mio nuovo format 4 chiacchiere in. Se volete saperne di più non dovete fare altro che iscrivervi al mio canale e attivare la campanellina per l'uscita dei prossimi video. Appunto 4 chiacchiere in compagnia della fantastica ultima Porsche 911 992 e in compagnia di Gianluca. Yeah. Gianluca è stato così gentile da venirmi a trovare con questa fantastica macchina e direi che adesso possiamo andarcela a provare anche. Cosa dici? Volentierissimo, pronti. A manetta. Pensa se troviamo un camper davanti? Non puoi dire che non va forte. Non trasmette, sì. No, bisogna anche rendersi conto che comunque macchine moderne così sì, non possono avere la sensazione della macchina quello 80, che 90. trasmette meno probabilmente, sì. Va più veloce ma trasmette meno. Ah, è incollata alle gomme da neve nuove, hanno una settimana, è incollata. Guarda qua che i tuoi amici che già ha preso una multa per cintura l'altro giorno. Si sono fermati e si girano infatti. Ah, perché ti avrà visto te, hanno detto qua il bullo di Resana. Si sente tanto fuori. Allora, finché non la metti in sport il sound non è dei migliori. Vai con sto sport. Sì, ma è incollata, quello sì. Un aereo, cioè. È incollata. Se pensi che siamo senza accorgersene, cioè, è un aereo. sì. Cioè, sono uscito dalla curva, sarà stato quanto? Sono uscito dalla curva incollata, poi con sta miscela morta invernali cioè, nuove. Anche perché fa caldo, quanti gradi ci sono? 17 gradi, sono incollate. Guarda, lo scorso anno avevo provato la Panamera. Sì. Cioè, devo dire, da un punto di vista di interni, comfort, guida, è molto simile. Però ma cioè, cos'era, trazione qui integrale o posteriore? Era sempre integrale. Era sempre integrale, però come questa la ripartizione di copia era più al posteriore, quindi in realtà restava una macchina molto divertente. Qua ragazzi parliamo di un 3000 biturbo 6 cilindri boxer. 6 cilindri boxer, bravissimo. E mi sembra che sono 450 Nm di copia. Esatto, confermo. Per 385 cavalli. Quindi c'è alla faccia dell'entry level. Cioè, bravissimo, nel senso, che per essere un entry level è più che sufficiente. Cosa sarà il 4S, il turbo? Cioè, l'S che sfoggia i suoi 450 cavalli. Cioè, è incredibile. Sì, già i 385 sono più che sufficienti per il daily car, per la vita di tutti i giorni, direi. Questa macchina qui dovrebbe pesare sulle 1500 kg, 1500-1600, sì. Che sono tanti, ma in realtà per una macchina di questa stazza sì, non è neanche pesantissima. Non è neanche pesantissima. E si sentono tutti i 385 cavalli, cioè veramente. Macchina praticamente nuova, cosa? 7000 km. 7000 km comunque abbiamo fatto in poco tempo, perché c'è la cosa, un paio di mesi. Se la spassa il Davis, vai Vecchio, vai. Non lo so se non danno emozioni, ma a me sembra di sì. Start e stop. Sì, che si disattiva automaticamente una volta che l'ha messi in sport. Vedi, si disattiva automaticamente in sport. Telaio, sport, normal. Sport, sì. già che ci siamo. Mettiamola in sport. Praticamente, se non avete visto l'anno scorso che ho provato la nuova Panamera, potete guardare lì perché più o meno la configurazione è la stessa. Possiamo avere vari settaggi, normali, sport. Quello con la Dacia, quello con la Dacia ci sa fare. Dicevo, vari settaggi, normal, sport, sport plus, forse lo sport plus. Vai. Così, adesso non era che volevo per forza metterla in sport, ma è che non mi piace lo start and stop. Bravo. Infatti è la prima cosa che tolgo di solito. Sì, guarda, è io uguale.
Ci siamo capiti. Sull'individual molto probabilmente potete fare il vostro settaggio, certo, e tutte quelle cose lì. L'ala posteriore mi sembra di aver capito che ha 3 regolabili in 3 diverse posizioni, esatto, in base a sé. in base a come l'andamento e come va la macchina, certo, perché dà una bella portanza d'aria al posteriore. Guardate quando si alza quest'ala, cioè è porno, non so, cioè io lo tolgo sta roba, non lo metto neanche, cioè è troppo porno. Sì, no, boh. Cioè prima ha una linea veramente elegante e sofisticata, così è più una cosa per noi teppistelli, però guardate che roba c'è. Cosa c'è da dire? Sì, l'hanno resa molto molto più aerodinamica. Non ho trovato niente. Ha fatto tutto lei. In sport praticamente vuole tirare, vuole correre. C'è poco da fare. A tutti i costi, sì. Sentila. Ma senti che roba, cioè. Come canta il 6 cilindri, sì. Sì. Chi se ne frega, provo proprio per non farmi venire il male alle orecchie, ma come mollerò un attimo l'acceleratore, sentiamo. Sentila. È lì che mi dice, hai voluto... Se posso permettermi, Davis, è un po' la nota dolente di questa macchina il sound. Insomma, il sound doveva trasmettere forse qualcosa in più, Diciamo che ci sarebbe forse il pacchetto sportivo scarico. Bravissimo, no? C'è che su questa manca l'optional dello scarico un po' più importante, la linea di scarico più... Però, boh, non lo so. Più cattiva. Però il rumore di questo 6 cilindri boxer, anche così com'è, è affascinante, non si può dire niente. Mi prende un po' un colpo al cuore. Sto pensando a questo che viene avanti con la Tesla. Sì, sto Tesla, per l'amor di Dio, tanta prestazione ma poca emozione, Ecco, qui però roba negativa che ho visto in questa 911, il maniglione per entrare, il maniglione delle portiere. Non mi è piaciuto, sì, come mai? Perché va a scomparsa. E questa qui non è una Tesla, questa deve avere la maniglia per aprire. Certo, è una roba di design che ci sta. A volte mi dimentico. Ci sta, ma la cosa non aveva turbato, sono sincero. No, però effettivamente. Tu sei più purista di me, Davis, su queste cose. A volte mi dimentico che siamo nel 2020. Sì, purtroppo. Allora, finché andiamo pianino, vorrei fare alcune considerazioni, no? Dagliene! Sì. Allora, volevo fare alcune considerazioni. La 911 è nata più o meno negli anni 60. 1963, Davis. Nel 1963, grazie mille dell'aiuto. E devo dire che in tutti questi anni, veramente, cioè io penso alle prime Porsche, penso che anche, vediamo, anche a fare una cosa così sarebbe andata dritta. Invece adesso, per carità, devo ancora iniziare a provarla bene, ma prenderci confidenza, è una delle poche auto col motore, come si suol dire tra virgolette, a sbalzo posteriore. Certo. Dove veramente non la sento così leggera davanti, cioè diciamo che negli anni hanno migliorato il problemino del sottosterzo. Hanno migliorato molto. E sinceramente cosa mi sento di dire? Questa Porsche qua nel 2020, questa 911 992 può essere una Porsche considerata definitiva? Questa qui è la domanda che mi sono fatto e ho pensato, cioè da una parte mi si divide in due il cuore, ok? Macchina arrivata, penso di sì, penso sia arrivata al massimo delle sue migliorie, delle sue possibilità, sì. Che poi Porsche ogni volta che rifà la 911, a parte la 996, mette d'accordo veramente tutti sul grosso passo in avanti che ha fatto. Non essere così duro, Davis, col 996, Anche con 996? Avevamo, Okay. quindi Però una parte di cuore è rimasta il 996. Okay. Diciamo che nel corso di tutti quanti questi anni, tra raffreddamento aria, raffreddamento liquido, certo. hanno aggiunto il turbo. Quindi mi viene da dire, ok ragazzi, se nel 2020 volete una macchina competitiva con, diciamo, con le auto che possono competere con questa Porsche, bisogna per forza aumentare un po' tutte queste cose, bisogna mettere il turbo, in questo caso biturbo, bisogna farsi aiutare dalla tecnologia, e effettivamente hanno tirato fuori una macchina che per la sua categoria, secondo i miei gusti, secondo me, non ha confronti, perché è una macchina fantastica, è arrivata ed è perfetta. L'altra parte, l'altra fetta del mio cuore è divisa, nel senso che per me la Porsche definitiva
rimasta. È rimasta un modello in particolare che non voglio dirvi adesso. È un modello in particolare. Ma immagino bene, mi sa che la pensavo nello stesso modo. Io penso a un 997. Io invece penso a un 993. Sì. Perfetto. Ok. Allora, il 993, il discorso che faccio io è che il 993, averlo nei garage è un po' come la Delta. Come la mia Delta. Nostalgici, Sì, certo. va rispettata. Amata. È l'ultima con raffreddamento a aria. Esattamente. Certo. Questa qui, allora abbiamo il 993 che per me, anche per te, ok, è il massimo. Rappresenta un'epoca, i mitici Esatto, anni 90. dell'espressione Porsche. Poi abbiamo questa. Questa qui è la macchina che rappresenta il massimo della tecnologia nel 2020. La scelta di cuore sta nel mezzo, ovvero 993, 992. Io resterei su un bel 997, certo, perché è è proprio la macchina che fa da spartiacque tra le Porsche, diciamo, antiche, vecchiotte, come si può dire, e le Porsche moderne. Storiche, certo. E secondo me, avendone provate diverse, è quella giusta via di mezzo. È quella giusta via di mezzo per me. E questo qui è il mio parere. So che Gianluca ama molto di più le storiche. Sì. Però diciamo, se volete una macchina veramente sfruttabile tutti i giorni, siete leggermente nostalgici, per me quella lì è quella che fa a casa vostra. Senti che roba? Sentila? Sì, ma urla? Sì, Cioè, sì, sta urlando? dai, sport, sì, il sound comincia a essere piacevole. Sta urlando? Considerando che è turbo, sì. Ma anche col cambio hanno fatto un ottimo lavoro e non si può dire niente. Sì, allora, tornando al discorso... Tu sei preparato sul cambio? Poco. No, non sono preparato, vai. però appunto perché parliamo del cambio, hai ragione. Io personalmente avrei messo un cambio manuale da ignorantone sì, massima. Sì. Il discorso è questo: se adesso dobbiamo andare in pista a fare qualche gara, qualcosa, aprila tutta. Questo cambio porca boia. Cosa siamo? Cioè, è un aereo. Per essere a 385 va bene. Immaginati 450. Abbiamo accelerato un secondo, ma stiamo rispettando i limiti della strada. Ovviamente. Cosa stavamo dicendo? Ah sì, il cambio, questo PDK automatico ad 8 rapporti. Questo PDK doppio frizione ha aggiunto un rapporto, quindi dal 991 erano 7, questi sono 8. Bravissimo. Allora non si può dire che non sia super efficace, non si può. Per persone come me e Gianluca, correggimi se sbaglio, quando entri in questa macchina ti rendi conto che manca un pedale. Manca un pedale. E questa leva qui per il cambio automatico è una roba imbarazzante. Certo. Almeno ci fosse che provi a fare tipo innesto frontale. È imbarazzante, cioè, quindi questo... Sentite ragazzi come parte al posteriore. Ciao Tesla! Ciao! Sapete cosa? Cioè, a 6500 giri, veramente... Si esprime il massimo. Cioè, questo motore qua tira fino a 7,5 prima di cambiare oltretutto. 7 qualcosa, sì. Un'altra cosa che volevo dire, il passo della macchina è 2,45 m. Lì mi cogli impreparato, Davis. La stanno facendo nel corso degli anni, sì, come potete vedere insomma da qualsiasi post di Facebook, che la stanno facendo sempre più grande, sempre più lunga, sempre più grossa. Purtroppo così è, questa è la stazza anche per farci stare diverse cose. Appunto abbiamo detto 1500, quasi 1600 kg di peso della macchina, sono tanti da rallentare. Questo impianto frenante non carboceramico ma normale, comunque con dischi in acciaio, autoventilati, a 4 pistoncini. La macchina diciamo frena bene, un buon equilibrio. Direi sì. Davanti monta dei cerchi da 20 pollici, dietro da 21. Corretto. Che è la prima Porsche, se non erro, che montano due misure diverse, perché la 991 non montava due misure diverse, secondo me. Guarda, anche qua mi cogli impreparato. Io ragazzi purtroppo non sono porschista, è più il Davis. No, neanche io non sono porschista.
però posso sorpassare questi cioè poi ragazzi il tempo di cambiata è nullo, cioè sì, fucilate, incollata. Questi sedili, questi interni che sono veramente comodi. È comoda, vero? Sì. Non è Un'altra cosa, non so se te hai notato, io sì, la plancia, il cruscotto, diciamo, Certo, sì. soprattutto la plancia, ha praticamente un disegno, uno stile molto retro, in orizzontale, così richiama le vecchie Classico Porsche, certo, con le due fasce orizzontali. E veramente c'è poco e mi piace. Guardate qui i cerchi, come vi dicevo, da 20 all'anteriore, vedete, montagomma 245 35 20 ovviamente, e dietro monta 295 30 21. Guardate che roba. Un'altra cosa che si sta gonfiando di questa macchina nel corso degli anni è il prezzo. Adesso non mi piace parlare di soldi, ma credo che questa macchina di base costa sulle 118.000. Sotto i 110, tra i 100 e i 110. Ok, sì. Di base. Più i vari optional, certo. Vari optional, questa è Sport Chrono, ha anche un pacchetto sportivo, mi dicevi estetico. Sport design, cioè, sì. Quindi non diciamo che cifra siamo arrivati, ma comunque di base costa veramente tanto. Da una parte la giustifico perché questa non è, cioè nel corso degli anni comprovate la Porsche Carrera 4 era un entry level, perché poi c'erano le S4S Turbo. Certo. Questa per me non è entry level, cioè questa è, diciamo tra virgolette, supercar. Questa non è entry level perché 385 cavalli portati così, ragazzi, non si può definire entry level, parliamoci chiaro, sì o no? Prestazioni già di tutto rispetto, insomma uno 0-100 in 4 secondi, diciamo che già... Io mi aspetto che sia già questa la 4S veramente, cioè nel senso, non oso immaginare cosa può succedere. Sì. Bravo Delta. Guarda, cos'è un 16 valvole? Un 16 valvole, no, Sì. forse aveva il cofano dritto, sai, era andato valvole. Ah, sembra averlo visto bombato. Per chi fosse interessato, Gianluca sta cercando una Lancia Delta. Bravissimo, cerco. Diciamo che lui mi ha detto vengo a trovarti con la Porsche, ma il cuore per la Delta. È brutto da dire, no, ragazzi, ma... Del resto, guarda, ti dico, l'altro giorno ho fatto un sondaggio su Instagram, Sì. dove dicevo, cioè c'era la classica foto di 5 garage Sì, con scritto ragazzi con le varie bandiere, ok. sì. Quindi per il Giappone ha vinto la Nissan, Addirittura Nissan? la Skyline, mentre per l'Italia, anzi l'Italia teniamola dopo, per la Germania Attenzione, 911 in tutte le salse, in tutte le varie salse, sì. mentre per l'Italia, cioè dovete tenervi duro, Attenzione, perché budget illimitato, quindi sì. scusa, budget illimitato, quindi si poteva veramente scegliere qualsiasi cosa. Sapete cosa è successo? 50-50 tra Ferrari F40 e Lancia Delta. Le due regine, oserei dire, Sì. le due grandi regine, certo. Anch'io ho scritto Lancia Delta, però sono stupido perché potevo scrivere F40. Cioè, hai capito Certo. come? Sculettato lei, è sculettato. Cioè ragazzi, adesso noi la stiamo guidando da pochissimi chilometri, però veramente ha un margine divertente. Sì, è una roba spaziale, c'è una trazione integrale che veramente sembra un posteriore. Se ci prendi confidenza questa ti fa divertire, c'è poco da fare. Adesso vediamo se alla fine di queste 4 chiacchiere il mio amico Gianluca mi propone un scambio con la Delta. Io penso che nel 2020 questo prodotto è imbattibile per la sua, no? Per la sua categoria, sì. Una cosa, una cosa che sto notando e non mi piace, cioè devo dire, sta macchina qua è da 10 lode, è fantastica, no? Dici il prezzo? Nota dolente il prezzo? No, il prezzo in realtà sì, è una nota dolente, però se penso che questa non è un entry level, cioè questa qua è una bomba. Sì, poi equipaggiata con questi option. Perché veramente qua c'è stato uno sforzo, cioè, anche ricco. Dentro qua l'hanno rifatta tutta, rifatta la versione precedente. Una cosa che mi sarei aspettato di più, posso dirlo, lo dico. Certo, pregi e difetti, è giusto. Qui ragazzi c'è una quantità di plastica non indifferente, non ben definita. Questo l'avrei migliorato.
E un'altra cosa che penso, allora, mi piace moltissimo la configurazione. Per fortuna il, diciamo, il contagiri centrale era stato analogico, okay, non è sì, digitale. non è digitale. E ci sta benissimo. Io faccio un pensiero, vi ho detto, e potete vedere nel mio canale, che ho provato la nuova Panamera lo scorso anno. È una configurazione molto simile, quasi identica. Quindi quello che voglio dire è, se abbiamo fatto la Panamera, che è una macchina stratosferica, perché esagerare così tanto qui con la tecnologia su questa 911, che una 911 bisognerebbe renderla un po' più pura, un po' più 911. Quindi se già abbiamo portato il massimo sulla Panamera e un signore può comprarsi quella, la 911 l'avrei tenuta un po' più da animali, un po' più da noi. Sì, un po' più da noi, un po' più puro, un po' più grezza, un po' più... Questo qui è l'unico pensiero che mi viene adesso. Peccato per la targa. Guardate la DeLorean. Nuova, ah sì, nuova, recente matricolata. Bella però. Quella peserà come questa. Cos'era? Cercavi il cambio? Te cercavi la seconda? Vabbè, dai, emozione, mette un sorriso anche questa, dai. Ecco ragazzi, una roba super, sono quelle due linee sul cofano che sono tornate, perché quelle due linee lì, sì. Quello sì che ricorda il passato, quello è veramente una roba molto figa per il design. Buon fumo. Mamma mia, non si può. Tu le conosci le strade, non ci sono? È la prima volta che le faccio. Va bene. Mamma mia, però ragazzi, c'è una roba... Cioè, tutta sta confidenza, tutta sta potenza che riesce a scaricare a terra senza margine d'errore, cioè, senza margine d'errore. Adesso stiamo andando più tranquilli, però qui siamo sotto Asolo. Mi sono permesso di leggere un po' nei forum, sì. E con mio stupore, si può dire così, ho visto che questa macchina divide a 50-50 gli appassionati. C'è chi dice che il posteriore è sbagliato e non piace. È un po' pesantuccio, diciamo che era bello il 991, adesso va a gusti con la 992, è un po'... A me se uno dice goffo. A me se dice non è esteticamente equilibrata e non è bellissima dietro, no, piace assolutamente. Uno mi dice guarda io non vorrei leccarla, cioè io gli dico guarda che tu stai male. Cioè, sì o no? Non lo so. Insomma, col pacchettino Sport Design il posteriore è migliorato col fatto dell'optional della targa alta. Dopo mi spieghi? Come ti dicevo prima, risulta meno pesante. Questa cosa come optional non la so, e dopo giustamente se mi dai qualche dritta da fuori, qualche spiegazione. Appunto sì. Mamma mia. Dice, sì, è il paraurti anteriore e posteriore leggermente diverso, targa alta che infatti dopo hanno adottato anche nella versione turbo, se hai fatto caso. Sì. Con queste fucilate che tira sembra di andare a caccia. Questa macchina ha un impatto estetico su queste strade, su questi paesaggi davvero incredibile. Questo qui non è un grigio scuro, ma è un colore, adesso purtroppo è un po' nuvoloso, ma in realtà questo colore è un verde. Ha un'eleganza, una roba spaventosa, cioè secondo me. Guardate che belli anche questi fari. Da queste piccole e modeste bocchette d'aria si raffredda, prende l'aria di raffreddamento dei radiatori e esce qui dietro. Guardate che razza di macchina, guardate che mostro, fa quasi paura. Bellissimo questo tutto vetro con tettuccio apribile, veramente fantastico. Per aprirla qui davanti, apriamola sia davanti che dietro, così vi faccio vedere. Guardate che belli questi sedili, tra l'altro riscaldabili, e prima avevamo anche attaccato il riscaldamento per sbaglio, non riusciamo a toglierlo, quindi siamo cotti. Vediamo dov'è il gancetto, eccolo qui. Ditemi che questa non è la macchina perfetta per andare a fare la spesa. Guardate quanto è profondo. Qui ho caricato l'attrezzatura per fare i video. Qui dietro
apriamo questa griglietta. Come vedete non vedete tante cose a parte il bellissimo logo satinato 3000, le ventole di raffreddamento dell'aria, qui potete anche controllare il livello dell'olio e dell'acqua. Grandi cose non le potete vedere solo le ventolette che lavorano. Molto, diciamo, carino, molto bello, molto fine, ecco, diciamo fine. A me questa griglia fa impazzire, poco da fare. E mi dicevi Gianluca del pacchetto sport, puoi spiegarci un attimo? Un pacchettino sport design che fa parte il paraurti posteriore ed anteriore, sostanzialmente leggermente modificato, quindi con queste pendici aerodinamiche e la targa alta nel posteriore, perché altrimenti sarebbe la culona, diciamo, la culona. Bravissimo, con la targa, sì, forse un po' troppo pesante per i miei gusti, con la targa bassa. Va molto a gusti, per l'amor di Dio. Apprezzo comunque che ci sia questa opzione. Sì. Cioè, secondo me avete fatto una configurazione fighissima, anche con i cerchi e il resto delle cose nere, fighissima. Sì. Sobria. Se dovessi prenderla io, per quanto è particolare la macchina, direi che la prenderei grigia chiara. Perché ci sono talmente delle linee fantastiche che più chiara è la macchina, più si notano. Bellissimi. Bellissima questa striscia sui fanali che abbiamo già visto sulla Panamera. Comunque anche tutte quante le altre Porsche, diciamo, gli altri modelli prendono spunto da questa 911. Bellissimo, anche il doppio scarico lato per lato. Che spettacolo. Ora sarei curioso di vedere i consumi tirandola così a cosa siamo. Sì, sicuramente non saranno bassi. Cosa starà facendo? Beh, stiamo andando 9, in sport 10, e sì. Stiamo andando, insomma, velocità sostenuta, ma non proprio da Farmalani, insomma, ragazzi. Però io vi assicuro, cioè, la sensazione che mi dà è questa. Cioè, lei mi sta dicendo, tu portami a casa, che poi le cose te le insegno io. Cioè, nel senso, non devi preoccuparti, cioè, io ho tutto quello che ti serve. Vuoi provare? Prova, io ti tiro fuori, cioè, lei mi dice questo. Giustamente, però è una cosa che mi dice a bassa voce nell'orecchio perché non è mia la macchina. E quindi senti, cioè, che ha le termiche su, sì. Come gli piace, devi fare la sculettare un po', no? Sì. Sto pizzetto, sì. Sì, perché veramente una trazione integrale più vecchiotta non ti permette queste cose. Non permette. Cioè, le permette se hai, almeno tanti cavalli, sì, certo. 300-350 e te la rischi tanto. Qua veramente la trazione integrale diventa divertente in maniera... Poi anche il Panamera che ho provato con le 4 strezzanti, la macchina è enorme, si gira su un fazzoletto, cioè te la vedi da fuori e dici... Un barcone. Sì, è un barcone, un bidone. Poi ti rendi conto nel corso degli anni un lavoro da parte di ingegneri della Porsche, certo. Un lavoro incredibile, cioè. Ragazzi, nei dossi c'è questo pulsantino che non lo vedete bene, poi magari vi faccio qualche ripresa, che permette di alzare il muso della macchina. Quante volte con la vostra macchina, con la vostra Delta integrale, avete preso la parte centrale di un cancello di quelli che si chiudono, o Abarth assettate, sradicando la coppa dell'olio, rompendo baffetti, eccetera? Questa cosa opzione qui, più che utile, direi. Questa è la cosa, garage, rampe, certo, è la cosa che apprezzo di più. Cioè, questo qua è veramente un regalo tecnologico, forse l'unico che apprezzo per noi appassionati. Adesso con l'aiuto di Gianluca vi faccio vedere una cosa. Prova ad alzargliela davanti, vedete, si sta alzando tutto il muso davanti. Abbassa, fate un'altra volta da qua vicino. Oh no! Cerca sta seconda col cambio. Cioè, ma perché l'hanno fatto così striminzito? Il lupo perde il pelo ma non il vizio. È vero, cioè, non starai mai, se hai il pomello qua, no, quello non starai mai là così, perché alla fine ormai si guida. No, assolutamente, però c'è da dire che Porsche è ancora una delle poche che dà l'opzione del cambio manuale, che gli fa onore. Però io ho sentito, non lo so, ma ho sentito mezza che comunque vogliono tornare a fare i modelli manuali. Speriamo, preghiamo Dio salvi il cambio manuale, ragazzi. Sì.
cioè, quello che dico io È più prestazionale Sì. l'automatico, è sempre due mani sul volante, ok, quello che vuoi, Sì. ma per quanto riguarda la sicurezza, sì, qui hai due mani sul volante, però c'è più sicurezza, vai molto più forte. è più veloce, Ma più chi se ne frega, veloce, cioè, però ma chi se ne frega, Perché, bravo, cioè, sì. noi adesso stiamo facendo un giro e cambiamo, se avessimo il cambio manuale Ce la noi- spasseremo sì, chi se ne frega, cioè. come bambini, Meno sicurezza, meno performance, più emozione, più più divertimento. emozione. Cosa dici? Va vale. Adesso non posso dire la velocità, ma non lo so quante macchine te lo permettono, Senti che roba. Sì, è incollata, è incollata. Questa macchina qui, l'ho già detto, ha uno 0-100 di 4.2 secondi con il Sì. launch control, ci Arriviamo a 4.0, 4 secondi puliti, ragazzi. 4 secondi netti. Ditemi voi come potete pretendere di pagarla di meno, dai. Allora, Ok, Cosa dai, dici? è bella dritta, bella, bella, bella. allora schiacciamo. Vai. Mamma mia, devo dire che 4 secondi sono durati veramente poco. Mamma mia. Sapete perché questo qui è il launch control che si chiama Sport Response. Per 20 secondi vi dà tutta la potenza, quindi il 0 a 100 in 4 secondi, ma poi, cioè veramente, guardate, infatti lì compare 20. Ah, vedi, ti dà il... Sì. Adesso noi dovevamo partire già con più giri, però giustamente Sì, la prima partenza era andata meglio, vero? partiamo così che va bene. Sì, bisognerebbe Sì, partire, sì, però va benissimo così. Sì, dai, Bello, sto togliendo bello. un po' le ragnatele, guarda. Cioè io penso, Gianluca, te lo dico col cuore, Vai. in quei giorni dove tu non sai proprio cosa fare, Passo a darti un saluto, beviamo un caffettino. mamma mia, Sì, tira proprio sta fucilata, Mamma mia. cambio più che efficiente. Sì. che gustoso il discorso, ragazzi. Sì, noi elogiamo tanto il manuale, ma insomma gli automatici del giorno Sì. dopo sono, del giorno d'oggi sono tantissima roba. Bella Queste anche doppie frizioni, sì. poco a fare. Poco da fare, sì. Però per il nostro giro ignorante del sabato, ragazzi, rivogliamo l'automatico. Il manuale. Scusa. Vabbè, questa va tagliata. Tagliamo, rifacciamo. Com'era? Per Vai. il nostro... Vai, per il nostro Perché giro era bello? ignorante. Sì, era bellina la frase. Ragazzi, bellissimo questo cambio automatico, ma per il nostro giro ignorante del sabato rivogliamo il cambio manuale. Finale. È più credibile. Bella, dai. Io direi che possiamo fermarci da qualche parte figa per fare qualche ripresa esterna dalla macchina. Dai, ci sta, ci sta. Qua ce la siamo giocata. Ah? Bisognava toglierlo via quello là. Ma quale elettrico, Davis? Qua, prima che io e te ci compriamo una macchina elettrica ne deve passare di acqua sotto Eppure il ponte. dicono che sono il futuro.
Ma siamo proprio da solo qua, io ho una vita che non Però vengo da sopra solo. qua è chiuso, quindi dobbiamo girare. Ciao, sì, che non ci siano telecamere, che non ce la prendiamo. Tanto di cappello. Addirittura tanto di cappello. Perché te col Daytona sei abituato ad inchini, applausi. L'hai data a te la cambiata? Sì. Sì, sì. Questo bisogna farlo in salita, non in discesa, cioè. Per sentire un attimo il discorso. Bella, bella, bella. No, una bella auto, dai. Equilibrata, ci sta assolutamente, per amor di Dio. Noi siamo a poco più che 30 anni neanche, giusto? Assolutamente bravo. Però sì, 30enne, 32. se la insomma. vita mi porta avanti con gli anni ci può stare anche questa. Per ora giustamente, Ci accontentiamo del. sì, no, per ora se dovessi realizzare un mio piccolo sogno andrei su 997. sì, un modello particolare, ma non voglio anticiparvi cosa perché particolare. E anche sto potrebbe stare sulla destra. Io guarda, da ex ciclista, amo i ciclisti. Però vedi, stai sulla destra, no? Abbiamo anche una moto dietro. Ragazzi, mi raccomando, faccio un appello, prestate sempre attenzione sia a quello che avete davanti ma anche a quello che avete dietro, soprattutto quando dovete fare qualche sorpasso, qualcosa di Ma particolare, anche perché quello che avete dietro, bravo. perché profondo. ragazzi può diventare veramente pericoloso e me ne rendo conto di quando andavo via con moto, scooteroni, roba varia. Ricordatevi sempre, prima di fare quello che avete in mente, guardate sempre tutti e tre gli specchietti, perché è Bravo. fondamentale rispettare le vostre sensazioni, ma ancora prima quelle degli altri, ricordatevi. Giustamente cercavamo una strada in salita e stiamo solo facendo discese. Mi tocca addirittura rallentare perché penso che Sì, che fa il saltino. facevamo il salto alla boia nuclea. Olè se Davis, olè! Si alza, cioè. Sì, ma anche l'impianto frenante non si può dire niente, com'è? Di che roba. Risponde bene. Un po' umido, ma cioè senti anche che se gli dai leggermente Qualcosina, ma gran poco, insomma, con le Michelin nuove Sì. di pacca è incollata. bisogna che vieni a trovarmi con le gomme un po' finite. Ti aggrappi. Senti che tiro, cioè, Sì. basta. Non Fermiamoci. emozioniamoci. Dicevi che sul bagnato tiene forte perché c'è un'impostazione. Sì, wait. La che wet, cazzo è? questa Sì, qui. sì. Praticamente schiacciando l'impostazione wet, una cosa che non avevamo Tira detto, meno, sì. lei scarica con meno potenza a terra, è più docile, più dolce, e quindi anche nel bagnato riesce a sfruttare bene tutta la potenza.
Anche questa è una roba intelligente, può diventare veramente una macchina da tutti i giorni, tranquilla, sorniona, fuggiasca. Sì, guarda, ma io anche Ma di solito con l'Abarth il collo dopo mezz'ora che mi scoppia, comodissima. Può diventare originale, l'assetto. Sull'Abarth sì, è duretta comunque, pochi cerchi 18, senti tutto. Comunque questa può diventare da una macchina normale a una supercar. Sì. È una roba bella, è che va bene, per carità, ti fai notare, però con questa, con questa configurazione l'appassionato la nota, ma se no passi quasi inosservato. Certo. E per me è una roba bellissima, anche per te penso che non ti piace fare chissà che gli sboroni, è vero. a parte il giro Castelfranco. Bene, allora ragazzi, come vedete io non ho resistito, datemi un Porsche e vado a Castelfranco. No dai, in realtà eravamo di passaggio, quindi vai di qua. A proposito di fighe, quindi di caricare dietro, una cosa che non abbiamo detto della macchina è che effettivamente i posti dietro sono un po' sacrificali, però se andate via con un vostro amico, guarda come ci guardano, non lo so, tra l'altro abbiamo tutti e due le ragazze a casa, ma insomma dettagli. Se dovete andare con un vostro amico e dovete portare le morosette dietro, se sono piccoline ci stanno. Un'altra cosa che mi viene in mente per i padri di famiglia è che questa qui è la macchina che vorrei per andare a prendere le mie figlie a scuola, perché dietro ci stanno benissimo, non arrivate in ritardo perché la potenza c'è, vi fate la vostra bella figura, quindi direi più che top, più che confermata questa fantastica 992. Cosa dire? Ringrazio Gianluca per il bellissimo regalo che mi ha fatto. Grazie a te Davis, niente, se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel like, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, o se dovete sgridarmi per qualcosa, o anche farmi complimenti, dai, perché no. Vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, ciao ciao!